La prima firma è arrivata all'appalto per la realizzazione delle barriere mobili che dovranno difendere la Basilica di San Marco dall'acqua alta anche quando il Mose non sarà in funzione. È pronto all'avvio. Ecco il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. È un dato, dopo tante fatiche, che segna un momento di svolta, tale che se davvero si rispettano i tempi si potrebbe prima di novembre avere la Basilica messa in sicurezza. Però ci rimane la preoccupazione di vedere come fare per poter continuare a operare per mettere in sicurezza e superare i danni che la Basilica ha subito e sta ancora subendo. Circa i risarcimenti per i danni passati subiti dalla Basilica a causa delle acque alte nel 2018 e 2019, per ora l'unico contributo arrivato è quello della Regione del Veneto. Sulle acque alte del 2018 e 2019, molto spesso si dimentica di quello del 2018, i danni che noi abbiamo documentato per decine e decine di milioni, abbiamo avuto un unico contributo da parte della Regione del Veneto, generosa da questo punto di vista, che ci ha dato 1.100.000. Sono perciò necessari, in questa fase delicata, il contributo e la collaborazione da parte di tutti. Perciò Tesserin richiama lo spirito di coesione e rinnovato entusiasmo che la città sembra aver ritrovato con la festa del Redentore, celebrata solo pochi giorni fa.